Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, si gioca questa sera la 25esima giornata, 12esima del girone di ritorno, la penultima praticamente per quello che è il campionato del Forte dei Marmi, l'ispirazione del Forte dei Marmi, una semifinale che ricordo Forte dei Marmi e Lodi insieme al Trissino si giocano il primo posto nell'arco di 2 punti. Perciò insomma sono 2 gare che ci mancano alla fine della regular season, 2 gare che tutte le squadre cercheranno di vincere per posizionarsi nel miglior modo. Il Forte Marmi questa sera affronta una squadra, Roche Sandrigo, che seppur lontanissima, ben 24 punti di differenza fra le due squadre, è una squadra ostica, una squadra allenata da Franco Vanzo, un gran volpone dell'hockey su pista italiano internazionale, dunque una partita da prendere con le molle, da indirizzare immediatamente prima di dare adito ai ragazzi di Vanzo di diventare pericolosi. Vediamo le formazioni, le squadre che scenderanno in pista agli ordini di Franco Ferrari e Matteo Galoppi, coadiuvati al banco dei cronometristi da Luca Lossi. Il Sandrigo arriva a Forte dei Marmi con Mauro Dalmonte e Cristian Gasparotta a difesa dei pali. Poi abbiamo Diogo Neves, il portoghese, Claudio Lopez Selva in arte Cacao, conosciuto così in tutto il mondo, Alex Menin, Marc Pagliares, ormai veneto di adozione, Marco Poletti il capitano, Alberto Pozzato, Paolo Scanavin, Marc Vasquez. Dunque questa è la formazione a disposizione del mister Franco Vanzo. Il Forte Marmi risponde con Riccardo Gnata e Leonardo Bertozzi a difesa dei pali, poi il capitano Davide Motaran, Lorenzo Giovannetti, Federico Ambrosio, bomber della Serie A1, Jordi Burgaia, Diego Chereches, 16 anni al debutto, al primo anno della Under 19 rosso-blu, al debutto questa sera in Serie A1 in sostituzione di quello che solitamente occupa questo posto, che è Morgan Antonioni, che al momento è impegnato sulla trasferta di Giovinazzo con la Serie A2, dove il Forte Marmi peraltro sta vincendo per 4-0. Poi abbiamo Xavi Rubio, Martì Casas, Giacomo Marimmani, abbiamo già detto Leonardo Bertozzi e Gnata a difesa della porta, ovviamente il nostro allenatore dell'otto volante Alberto Orlandi. Partita importantissima anche perché ne mancano 2 alla fine della regular season, Giulio, ma partita da prendere con le molle perché abbiamo visto che questo Sandrigo è in ottima forma. Sì, indubbiamente è partito un po' lento, diciamo, all'inizio con alcuni risultati negativi, parlo della regular season, poi invece insomma, ha fatto capire che in effetti la squadra, come si era detto, no? Che era un po' più, era stata alzata l'asticella, l'avevano detto gli stessi dirigenti, e in effetti così è stato, perché insomma, sta facendo un buon campionato e soprattutto con certe formazioni si è resa veramente pericolosa. Del resto anche all'andata al 3-1 intanto finisce a terra Casas, e c'è già il cartellino blu per il portiere Dalmonte, quindi presumo ci sarà un rigore subito all'inizio. E dicevo che il Sandrigo è una formazione che anche il 3-1 dell'andata insomma fu meno agevole di quanto ci si potesse attendere. Stasera più o meno vale lo stesso discorso, nel senso che è chiaro che se il Forte Marmi riesce a esprimersi al meglio delle proprie possibilità il divario c'è, però se il Forte Marmi non dovesse essere diciamo concentrato nel modo giusto, oppure comunque dovesse avere qualche problema per cui non riuscisse a rendere al massimo, il Sandrigo è una di quelle squadre che può castigare. Senza ombra di dubbio, intanto vediamo c'è stato il tentativo di alza schiaccia di Martì Casas, l'intervento del portiere Dalmonte che si è beccato il cartellino blu e dunque dopo 37 secondi, scusate, dopo 23 secondi la possibilità per Ambrosio di andare a tirare il rigore contro il portiere che adesso dovrebbe entrare ed è il numero 13 Cristian Gasparotto. Ovviamente bisogna attendere qualche secondo. Forte Marmi intanto ricordo in pista con Ambrosio, Casas, Motaran, Rubio, risponde in questo caso Gasparotto, poi abbiamo Pagliares, ma intanto vediamo il rigore, si sta preparando il signor Ferrari. Il tiro, la parata del portiere che poi spazza l'area, dunque parato il rigore
al bomber. Adesso il Forte Marmi ha 2 minuti di superiorità numerica, se la dovrà a vedere con Vasquez, se non vado errato, Pagliares e Neves. Dunque Forte dei Marmi in superiorità, che va sicuramente sfruttata. Ancora il tentativo, ma è Neves molto bravo a recuperare sfera dopo la parata del portiere, la difende all'angolo. L'arbitro, che si è trovato fra i due giocatori, non era proprio un'ottima posizione la sua, comunque indica la sfera 2. Ricordo, già detto, Franco Ferrari e Galoppi, 2 arbitri. Forte dei Marmi in possesso di sfera. Xavi Rubio ancora per Motaran, per Rubio, percussione di Rubio per Ambrosio. Non c'è velocità nella conclusione di Ambrosio, dunque la sfera torna nuovamente all'indietro. Forte dei Marmi che ha ancora 24 secondi nelle corde prima di andare alla conclusione. Rubio adesso per il tentativo di Casas, deviato da Neves. Ancora Rubio, Motaran, Rubio per Motaran, si allarga Motaran, filtrante per Ambrosio che poi ci prova in diagonale, sfera alta, la punizione, la sfera in pallina torna in possesso del Sandrigo. Chiesta la distanza ovviamente, Vasquez sulla sfera, arriva Galoppi a far rispettare la distanza, Pagliares, la lungosponda per lo stesso Vasquez, si stringe la morsa rosso-blu. La sfera recuperata da Casas che va al tiro, che fa la barba al palo e poi finisce sul retro della porta, dunque si riprende con l'ingaggio. Neves e Ambrosio, la sfera per Casas, attaccato ancora per Motaran, il missile di Motaran, la parata del portiere, finisce sul soffitto e dunque si riprende con l'ingaggio a centropista come da regolamento. Certo che stanno quasi per scadere questi 2 minuti di superiorità numerica. Il Forte dei Marmi non è che si è reso poi così pericoloso, se non con un paio di occasioni da lontano da parte di Motaran. Ambrosio adesso per Rubio, ma è lenta la manovra del rosso-blu. 28 secondi di superiorità, ancora il tiro e ancora grande Gasparotto in questa occasione. Se ne va Neves, cerca di superare Motaran, in realtà riesce comunque a conquistare secondi preziosi. La sfera recuperata, Casas cerca di allungarla, ma è bravo Vasquez a fermare la trama offensiva. La conclusione di Vasquez, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Sandrigo. Sandrigo che ha oramai soltanto 5 secondi di inferiorità numerica e con la sfera sulla propria stecca indubbiamente cercherà di farli scorrere, infatti è così. Sfuma la superiorità numerica, non l'abbiamo cercata poi così bene, Giulio. No, decisamente no, a parte la conclusione di casa, su questo bravissimo Gasparotto, però indubbiamente il problema della superiorità numerica è che se uno non riesce ad andare abbastanza veloce, anche per merito magari della difesa avversaria, è difficile trovare un varco nelle difese di oggi e quindi si è visto com'è andata, no? Peccato, perché insomma era un'occasione subito. Una delle cose da fare con una squadra come il Sandrigo sarebbe quella da passare in vantaggio subito per cercare di scompaginare un po' i piani difensivi della squadra che viene qui per cercare di difendersi. Senza ombra di dubbio, intanto fa l'ingresso in pista, se non vado errato è Pozzato per lo squalificato portiere. Forte dei Marmi che torna in avanti ancora con Motaran dietro porta, sfera all'indietro, Rubio per Motaran ancora nel cerchio di centropista, allarga in fascia destra, avanza Motaran all'altezza della tre quarti. Dietro porta c'è Ambrosio ma non arriva ad intercettare sfera, dunque riparte Pagliares per i suoi. Da questi a Vasquez, ancora al centro dove non c'è nessuno, la recupera Motaran, vola il capitano dall'altra parte, appoggia per Casas, Rubio dietro Motaran, al momento del tiro però c'è l'anticipo importantissimo di Vasquez, va Ambrosio a recuperare sfera. La sfera è stata lanciata dal giocatore del Sandrigo, dunque sono 10 secondi per uscire, fa fuori l'intera squadra, poi è costretta a fermarsi per l'intervento difensivo di Pagliares. Da questi a Motaran, ancora Motaran in possesso di pallina, si allarga, missile di Motaran, dritto per dritto, il guantone del portiere Gasparotto e siamo dall'altra parte con i biancocelesti alla manovra. Sfera al centro ed è Ignata a sventare il pericolo di Vasquez, filtrante importante e come diceva Giulio
qui bisogna segnare il punto perché diventano pericolosi. Ancora la percussione, ma brava la fase difensiva dello Rossoblu con Ambrosio e Casas. Poi il tentativo ancora, ma è ancora il portiere, e adesso Ambrosio ha l'occasione per passare ma la mette a fil di palo, piazzatissima. La sfera ancora per Diogo Neves, poi interviene Ambrosio, la mette al centro per intanto è rientrato in pista Gasparotto, scusate, è rientrato in pista Dal Monte, mi segnalava l'amico Giulio al posto di Gasparotto. Comunque di fatto gara importante, le squadre, ci sono dei capovolgimenti di fronte molto importanti. Abbiamo visto un paio di filtranti importanti con la conclusione degli avanti biancocelesti. Sappiamo che Vanzo è uno di quegli allenatori che fa carburare la squadra al momento giusto e il momento giusto per lui è arrivato. Intanto la sfera è per Rubio, la gira su Casas, da questi a Rubio ancora, in profondità c'è Ambrosio, costretto per linea esterna, adesso Motaran supera un avversario, arriva in area di rigore, poi non riesce nella conclusione. Attenzione, Neves, si lamenta intanto Pozzato per una presunta spinta che l'arbitro non va a punire. Vasquez in possesso di pallina, Vasquez ancora, cambia con Pagliares all'indietro, Pozzato per Neves, Vasquez, Pozzato, Neves al limite dell'antigioco, poi serve in profondità Vasquez che gli ritorna a sfera, la partenza da lontano di Neves ma la sfera è intercettata, Casas cerca di piazzarla, bravo Dal Monte, peraltro ex di turno. Dunque niente da fare, ancora comunque il Forte dei Marmi, il rilancio velocissimo di Casas, troppo veloce per tutti, la sfera recuperata da Pagliares per i suoi, poi tentano un tiro dalla lunghissima distanza, non ha difficoltà Gnata, rilancia per Rubio, Rubio che va alla conclusione, la posizione defilata, fermata dal portiere, adesso è Ambrosio in possesso di pallina, Ambrosio dietro porta, cerca un compagno, lo trova nell'arretratissimo Motaran che va alla conclusione, la smanacciata del portiere Dal Monte, sfera fuori dal rettangolo di gioco, se ne sono andati. La sfera rientra in pista adesso, 18:46 alla fine, 0-0 risultato, un fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, a quota 0 il Sandrigo che si difende dagli attacchi della GDS Impianti. Ancora Casas all'indietro per Motaran, per Rubio, per Casas, Rubio ancora, fascia destra per lui, supera l'avversario, poi la controlla con il pattino, fa cenno il signor Galoppi, ben appostato la punizione, ma Ambrosio soffia una pallina battuta in maniera forse un po' troppo leggera dal Sandrigo, niente da fare, comunque il Sandrigo si difende con ordine, il Forte dei Marmi va a manovrare per linee esterne, cerca il varco, ancora all'indietro Motaran, supera l'avversario, Motaran cerca di piazzarla, questa volta è la spalla del portiere Dal Monte che la spara fuori dal rettangolo di gioco, un Forte dei Marmi Giulio che ci prova, ma al momento un gran Dal Monte, una buona difesa degli veneti. Eh sì, infatti il Forte dei Marmi ci sta provando anche in maniera continuativa, perché di tiri ne ha già fatti molti, alcuni fuori, però come giustamente sottolineavi c'è anche il merito della difesa e del portiere in altre circostanze. Certo non è una partita facile, perché poi il Sandrigo, l'abbiamo visto anche in contropiede, è tutt'altro che remissivo, no? Oltre ad essere parecchio aggressivo sul portatore di palla, quindi è chiaro che non è facile ragionare per la squadra e intanto viene violato il limite dei 10 secondi. Peccato per il Forte dei Marmi, perché certo aver avuto quell'occasione del rigore e la superiorità non sfruttata avrebbe dato un altro impronta alla partita, quantomeno all'inizio, anche se è chiaro che non si sarebbe sbilanciato in avanti il Sandrigo con un gol di ritardo, però è altrettanto chiaro che avrebbe dovuto modificare qualcosa. Senza ombra di dubbio, intanto ci riprova ancora Ambrosio, questa volta fa buona guardia a Pagliares, Pozzato con il numero 5, la sfera all'indietro, Vasquez, si chiude la difesa della
formazione rosso-blu, ancora la pallina all'indietro, Vasquez, Neves adesso il bomber della formazione bianco-celeste, ancora Neves, cambia per Pozzato, cerca di liberarsi, niente da fare, sfera all'indietro per Neves, va a cercare ancora Pagliares, il tiro nel centro dell'area, c'è Ambrosio che recupera la sfera ed imposta l'azione per il rosso-blu. Ancora Casas per Rubio, 16:55 alla fine, ancora la sfera all'indietro, Rubio, fascia destra, si accentra, serve Ambrosio, si libera, va alla conclusione, Murata, la sfera recuperata però da Rubio. Rubio ancora per il tentativo di spizzata di Ambrosio che non riesce, ma buona era l'idea. Tanto Vasquez se la deve vedere con Casas, c'è il fallo e dunque la punizione e il time out quando mancano 16:26, 0-0 risultato. Il primo time out chiesto da Vanzo per i suoi, che vedrà di correggere quello che non gli è piaciuto, ma sinceramente mi sembra che insomma stia facendo la giusta partita il Sandrigo. Sì, infatti sta proprio facendo la partita che deve fare. È chiaro che nell'hockey non è che si può pensare di gestire 16 minuti, cioè 9 minuti via del primo tempo senza concedere tiri alla squadra avversaria, però fino a questo momento il Sandrigo la sta interpretando bene la partita. Diciamo negli ultimi minuti il Fortebracciano ha stretto un po' i tempi perché di occasioni ne ha avute meno, ne ha avute più nei primissimi minuti la squadra ospite, come Vasquez, ma lo stesso Pagliares, lo stesso Neves appunto, che pur nominalmente dovrebbe essere più un giocatore di copertura, ma ha già fatto 21 reti se non vado errato. Quindi insomma è una squadra dove non mancano i giocatori in grado di sfruttare eventuali varchi difensivi, quindi il Fortebracciano deve stare attento, non solo deve cercare di segnare ovviamente come vuole il fatto che gioca in casa e che è la capolista, ma deve stare molto molto attento a non offrire il fianco a queste ripartenze del Sandrigo che sono veramente insidiose. 16:26 alla fine, 0-0 risultato, formazioni che cambiano per il Fortebracciano, fuori Motaran, dentro Burgaia, dall'altra parte si gioca così come avevamo lasciato prima del time out, ancora la sfera è per Rubio, attaccato, difende la pallina, la cede Ambrosio, poi il tentativo di ritorno per Rubio non riesce per l'intervento di Vasquez. Pagliares adesso trova Pozzato, la sfera però rimane lì, la recupera Ambrosio per Rubio, per Burgaia, Jordi Burgaia, ancora lui dall'altra parte, Casas, Rubio, Burgaia, finta il tiro, supera l'avversario, cede ad Ambrosio. Ambrosio dietro porta, non ha nessuno per l'appoggio, lo trova adesso in Rubio che la dà in profondità, ancora Ambrosio per Burgaia, ha sporcato il passaggio, scatta il contropiede, attenzione, 3 contro 2, il tiro, il miracolo di Ignata che devia, ma l'arbitro dice che c'è sfera alta per il rosso-blu, la punizione, perciò non c'è deviazione secondo Galoppi che è ben più vicino di noi, ma contropiede pressoché perfetto. Sì, è stato grandissimo al di là del fallo, e gol di Casa sul rasoterra micidiale, dopo che Ignata era stato bravissimo su un'azione che non è poi avuto ragione di essere, bravissimo Casas che ha provato il rasoterra e ha fatto centro. E come dicono quelli importanti, gol fallito, gol subito, veramente un contropiede perfetto non finalizzato. Dall'altra parte è partito Casas, un rasoterra mostruoso al 10° minuto, fa 1-0 per il rosso-blu. È sempre magica la stecca di Potter Casa, adesso Ambrosio soffia sera ma in maniera fallosa, costa il secondo fallo a carico del Forte dei Marmi. Casas che porta via sfera, poi dalla sinistra insacca un rasoterra precisissimo. Adesso Neves, ancora lui, tanto pronto al cancello, se non vado errato dovrebbe essere Cacau.
Ancora sfera all'indietro per Neves, il Sandrigo che manovra, Vasquez, Neves ancora, 1-0 ricordo il risultato, adesso mancano 14:30 alla fine, con Pozzata al centro, intercetta però Burgaia, sfera per Burgaia, il tiro e ancora la traversa, se non vado errato, a dir di no al Forte dei Marmi. Questa volta è ancora un'occasionissima su deviazione di Ambrosio con Dal Monte oramai fuori causa, ma niente da fare. Ci prova adesso Vasquez, chiuso all'angolo da due rosso-blu. E l'arbitro assegna la punizione al Forte dei Marmi. E c'è il fallo di squadra. A mio avviso Vasquez non aveva capito la posizione delle braccia dell'arbitro. Ha continuato a giocare. Intanto è Burgaia adesso che deve uscire dall'angolo fra due avversari. Si difende Burgaia, ma la meglio ancora la formazione allenata da Orlandi. Intanto la sfera al centro per il tentativo di deviazione che non riesce. Bravo poi Pozzato a sbrogliare. Maremmani è entrato per Casas, autore della rete del vantaggio. Fuori Vasquez, dentro Cacau per il Sandrigo. Dunque Cacau, che nonostante l'età è ancora un bomber importante, ma soprattutto ricordiamo, insomma, capocannoniere ai mondiali, il brasiliano veramente oramai italiano d'adozione, ma è stato un giocatore di prima grandezza, è un giocatore ancora molto importante per il Sandrigo. Dunque Cacau, Pozzato, Pagliares, Neves, dall'altra parte abbiamo Ambrosio, Burgaia, Rubio, Maremmani. Battuta in questo momento la sfera, Pozzato in possesso di pallina, Diogo Neves finta al tiro, ancora per Pagliares, il tentativo dritto per dritto è ben parato dai rossoblù. Adesso è Burgaia, appoggia per Rubio, l'incrocio con Maremmani nel cerchio di centropista, gira sfera per linee esterne il Forte Marmi nel tentativo di far aprire la difesa dei biancocelesti, ma ovviamente c'è un gol di vantaggio per il rossoblù, è vero, ma un tempo infinito da giocare, dunque è un po' presto per sperare in un assalto veneto. Ancora Maremmani ancora per Rubio, il tiro, la sfera è alta e dunque l'arbitro fischia la punizione in favore del Sandrigo. 3 falli a carico dei rossoblù, a quota 1 il Sandrigo, 1-0 paga il gol di Casas al 10° minuto. Dunque ancora molto lunga e tutta da giocare la partita. Vediamo che viene chiesta la distanza. La sfera da Pozzata a Pagliares, Pagliares ancora, sfera all'indietro Neves, il portoghese cerca un varco, attaccato, gli viene sportata sfera, la mantiene ma è costretto a uscire per linee esterne, poi Cacau non riesce a controllare sull'intervento di Xavi Rubio, adesso è Ambrosio a prendere il turno di riposo, al suo posto entra Giovannetti. Dunque vedremo presumibilmente un Maremmani spostato un pochino più avanti. Ancora Maremmani per Burgaia, da questi a Rubio. Ancora Maremmani, gira bene sfera il Forte dei Marmi, ma la difesa del Sandrigo è attentissima. Adesso ci prova Maremmani, Neves su di lui. Ancora Maremmani, fa fuori un avversario, poi è costretto a girare sfera all'indietro. Poi ci prova da fuori Burgaia, la smanacciata del portiere. E dunque adesso è Rubio che cerca l'accelerazione, su di lui Cacau, sfera per Burgaia ancora, l'uomo che ha l'assist, attenzione Maremmani, poi al momento della conclusione si allarga troppo la sfera, rimane lì, mamma mia quello che ha fatto con la pallina, sembrava nella terra di nessuno. Ci prova adesso Burgaia ma passa al lato, attenzione che siamo all'altra parte con Pagliares, l'uscita provvidenziale di Riccardo Ognata sulla conclusione di Pagliares, va a murarlo ma contropiede fulminante e velocissimo del Sandrigo.
Ne abbiamo già parlato, ne abbiamo avuto la riprova e adesso l'intervento di Maremmani è provvidenziale. Sfera per Burgaia, cambia per Rubio, Xavi Rubio esce dalla zona buia, appoggia all'indietro per Maremmani. Il tiro di Maremmani è altissimo, finisce fuori dal rettangolo di gioco, l'arbitro dice che c'è una deviazione. Vediamo dunque la punizione in favore dei rossoblù, 10:23 alla fine. Maremmani si avvicina a Orlandi per avere le dritte del caso. Rubio, Maremmani, ci prova ancora Maremmani, poi anche Burgaia, la sfera rimane lì, la recupera comunque Neves per il Sandrigo, se ne va alla conclusione e anche questa volta la pallina pasticcia un po'. Adesso la stecca di Riccardo Gnata è andata fuori dall'area di competenza, dunque la punizione in favore del Sandrigo quando mancano 10 minuti esatti alla fine del primo tempo, 10:04 per la precisione. La sfera sulla stecca di Cacau, vicino a lui c'è Neves, ancora Neves all'indietro, Pagliares, va alla conclusione, tentativo di spizzata di Cacau che ci è andato veramente molto vicino questa volta, ma la pallina è ancora per il rossoblù. Giovannetti cerca di superare Neves, ma l'esperienza del portoghese gli impedisce di puntare alla porta. Ancora Giovannetti, poi è Pagliares che manovra, si libera della copertura, poi il tentativo di alza e schiaccia improbabile con l'uomo addosso, ma ancora Giovannetti, attenzione per Burgaia, buono il movimento ancora per Giovannetti, è sbilanciato, non può andare alla conclusione come avrebbe voluto l'assist di Burgaia. Dunque ancora il Forte Marmi che può manovrare, ci prova adesso Giovannetti dalla lunga distanza, non c'è la deviazione di Maremmani che era stata cercata. Dunque in avanti il Sandrigo, Diogo Neves, la conclusione, sfera fermata da Gnata, la recupera Burgaia, cerca un compagno, lo trova in Rubio onnipresente, ancora per Burgaia, fascia destra per lui, a fine corsa per Rubio, la controlla in una qualche maniera, poi la sfera viene rilanciata lontanissima, Maremmani non può girarla e c'è il time out questa volta chiesto da Alberto Orlandi per i suoi ragazzi. Intanto vediamo in pista Motaran, rimane a vedere chi sarà a fargli posto. Dunque 1-0 il risultato, 3 falli per il rossoblù, a quota 1 il Sandrigo quando mancano 9 minuti alla fine del primo tempo. Ricordo, paga il gol di Casas. Particolarmente favorevole, forse anche perché si era un po' sbilanciato il Sandrigo, poi però la squadra di Vanzo ha ripreso le misure e è ritornato abbastanza difficile riuscire a penetrare, sempre tenendo conto che si parla di hockey, quindi di occasioni comunque ce ne sono, e c'è stato anche però un paio di contropiedi molto pericolosi, bello fra l'altro quello di Pallares, l'uscita di Gnata è stato veramente bravissimo a chiudergli lo specchio della porta, quindi è una partita sempre assolutamente in equilibrio, con il Sandrigo che capisce chiaramente di essere in partita e quindi che sicuramente si giocherà le sue carte fino alla fine, perché per il momento almeno Forte non è riuscito a dare l'impressione di prendere il largo, al di là del punteggio anche a livello di gioco. C'è stati dei momenti in cui sembrava che la squadra di Orlandi potesse prevalere in maniera continuativa, poi però insomma il Sandrigo ha sempre trovato il modo di interrompere questo tentativo di pressing del Forte Marmi, quindi indubbiamente il merito è del Sandrigo, non è demerito del Forte Marmi, sta giocando decisamente un'ottima partita di contenimento la formazione veneta. Contenimento e contropiede sono armi micidiali nei hockey su pista, lo stanno dimostrando, resistono quando mancano 8:42, sfera all'indietro, Forte dei Marmi che dà il primo turno di riposo a Xavi Rubio, fa rientrare Motaran, dunque Motaran, Giovannetti, Burgaia e Maremmani. Dall'altra parte Pozzato, Pagliares, Vasquez e Cacau, dunque anche Neves messo in panchina a respirare. Vediamo la manovra dei rossoblù, quelli che saranno i correttivi voluti da Alberto Orlandi che aveva chiesto questo ultimo time out. Motaran si allarga, la mattonella è giusta, è giustissima,
E come direbbe l'amica Alessandra, è Stion Motaran 2-0. Motaran era la sua mattonella battezzata da sempre e ha fatto un tiro mostruoso, Giulio. Sì, veramente un gran gol di quelli a cui Motaran ci ha abituato. Peraltro lui li fa anche dribblando i giocatori avversari entrando in area, però è chiaro che questo è un po' il suo marchio di fabbrica, soprattutto per la potenza di tiro di questo giocatore, che è veramente micidiale. Sono delle cannonate quelle che tira Davide Motaran. Esatto, una botta dalla media distanza e in diagonale dalla sinistra, incrociato, insomma abbiamo visto un sacco di gol di Motaran in questa maniera, e dunque il raddoppio del rossoblu quando mancano 7:38, con Pozzato adesso in possesso di sfera, disturbato da Giovannetti, poi riesce con l'aiuto di Vasquez a liberarsi della marcatura del giovane rossoblu, ci prova e la indirizza bene, ma un pelo sopra la traversa il buon Pozzato. Adesso è Burgaia che cambia Giovannetti per Motaran, supera un avversario, poi un filtrante al centro per Maremmani che però non aggancia la sfera e dunque Pozzato può riportare in avanti i suoi. All'indietro, sbagliato il passaggio, è lontanissimo. Vediamo quello che sarà l'intervento di Cacau. Cerca di spedire sfera nella metà pista rossoblu, non gli riesce per il tempo, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Siamo al vertice basso alla destra di Dalmonte. Tutto pronto, battuta in questo momento. Giovannetti dietro porta, a controllarlo c'è il numero 54 Cacau. Ancora Motaran, avvicina a sé Vasquez, dunque gira sfera per Giovannetti, supera un buon Pozzato, non Pagliares che va a disturbarlo in seconda battuta. Attenzione Pozzato, attaccata ancora da Giovannetti, sfera dietro porta per Cacau che la gira sbagliando però per Vasquez che scivola, dunque Motaran ha la possibilità di arrivare fino in fondo, spintonato da Vasquez. C'è il fallo di Vasquez su Motaran che si gira, oserei dire anche a brutto muso, insomma vista la mole del capitano non è un bel vedere. Adesso Galoppi lo chiama alla calma. La punizione vertice basso alla sinistra di Dalmonte, chiesta la distanza, Maremmani per Motaran, per Burgaia, tenta il tiro Burgaia, non c'è deviazione, la sfera recuperata da Cacau che va a sua volta alla conclusione, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, non c'è deviazione, la sfera era alta sopra la traversa e dunque la punizione in favore del Forte Marmi. Battuta dalla lunghissima distanza da parte di Motaran, la sfera recuperata da Maremmani che riesce a servirla all'indietro per lo stesso Motaran. Motaran in area, la deviazione e poi la sfera che si impenna sulla stecca di Maremmani, la punizione in favore del Sandrigo. Torna in avanti Pagliares al centro, è bravo Riccardo Ognata a fermarla sulla riga, la sfera l'aveva superato, si gira sulla schiena, la ferma, adesso è occasionissima rossoblu, ma siamo dall'altra parte, tiro di prima intenzione, Riccardo Ognata, è una telefonata per lui, attenzione per Casas, rientrato ancora al posto di Maremmani, va a prendersi il turno di riposo, richiama i suoi alla manovra ordinata Alberto Orlandi. Velocità non vuol dire obbligatoriamente confusione. Ancora Casas in possesso di sfera, all'indietro per Giovannetti, per Burgaia, dall'altra parte Motaran, all'indietro Burgaia, Martí Casas supera l'avversario, poi è costretto a girare dietro porta, la dà all'indietro per Burgaia, sono ancora 13 secondi per il rossoblu per andare alla conclusione, ci prova adesso Casas, sfera che si impenna, viene persa di vista e dunque la recupera il Sandrigo per reimpostare l'ennesima azione d'attacco. Forte dei Marmi che si difende, la GDS Impianti
che si difende dagli attacchi. 4:27 alla fine, 2-0 risultato. Al gol di Casas al 10°, al 17° il raddoppio di Motaran con un missile dalla media distanza. Neves adesso per Cacau, la mette al centro, ancora Neves che va a recuperarsi sfera, cerca e trova Pozzato per Cacau, ancora al centro per Pagliares, ma fa buona guardia Motaran che rilancia l'azione. Si schiera la formazione allenata da Vanzo e dunque il Forte dei Marmi deve andare a manovrare. Ci prova adesso Giovannetti, niente di fatto, siamo già dall'altra parte. Attenzione al varco, il tiro, Motaran che ferma, poi prima Gnata, poi Burgaia, sventano il pericolo. Buona la difesa ancora dei biancocelesti veneti. Ancora un tentativo di conclusione alto, sfera che rimane lì, la recupera Ambrosio, subentrato, supera Pozzato, la mette al centro, poi il controllo con il corpo d'Ambrosio, il time out, quello corto da 30 secondi chiesto da Vanzo quando mancano 3:12. Probabilmente c'è da registrare qualcosa, perché in questi ultimi minuti è stato un hockey confusione. Sì, anche perché poi è chiaro che se c'è una squadra che non deve far confusione è il Forte dei Marmi, uno perché gioca in casa, due perché è la squadra tecnicamente sulla carta più forte, tre perché sta vincendo 2-0, che poi è la cosa più importante. Anche per biechi motivi di classifica che è dietro, è chiaro che ha tutto l'interesse a cercare di far confusione, di far perdere la concentrazione. Il Forte dei Marmi non ha assolutamente motivo per farlo, perché appunto vincendo 2-0 insomma è già un risultato, chiaramente non che faccia dormire sonni tranquilli, ma insomma è già un risultato su cui appunto lavorare per cercare di far scoprire gli avversari e poi allungare, non certo per accettare la sfida, come si dice a Viareggio, l'andarianda, no? Ecco, che non è, cioè bella vedersi nell'hockey veloce, però insomma quando una squadra è a un determinato punteggio, quel tipo di hockey lì forse non è la scelta più giusta. Lo possiamo vedere tranquillamente in Eurolega in questi giorni, non lo guardiamo stasera qua perché ci possiamo solo rimettere da questo tipo di gioco. Intanto Motaran cerca di fare filtrare sfera al centro, poi difende dopo l'intervento di Neves. Burgaia, Motaran, Casas, Ambrosio, bocche da fuoco pesanti in pista per il Forte dei Marmi. Dall'altra parte abbiamo Neves, Cacau, Vasquez e Pozzato. Pozzato subentrato dopo 23 secondi per la squalifica e non è più uscito, dunque vuol dire che Vanzo vede in lui una stecca importante per questa gara. Pozzato autore di 12 reti, attenzione, parte Ambrosio per Casas, largo, Casas all'angolo, deve difendersi, sfera che poi in una qualche maniera viene riconquistata dal Sandrigo con Neves che rimposta, ancora Neves dopo il tocco del numero 5 Pozzato. Cacau, Neves per linee esterne, si difende la GDS Impianti. Cacau adesso dietro la porta, cerca un compagno, lo trova impozzato, attaccato, finisce a terra, l'arbitro assegna il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. È il quinto fallo, a quota 2 il Sandrigo, va a scusarsi Casas. Tutto pronto, siamo all'altezza della tre quarti del Sandrigo. 1:44 alla fine del primo tempo, 2-0 risultato. Con il Sandrigo che può sfruttare questo attacco. Intanto c'è il richiamo ufficiale, la munizione praticamente per Casas. Adesso l'arbitro deve annotare il nome sul taccuino. Non rispettava la distanza Casas. Tutto pronto, signor Ferrari, la battuta, sfera per Diogo Neves, attaccato da Ambrosio,
Diogo Neves ancora, poi Ambrosio va a sbilanciarlo, se ne va Ambrosio, costretto a fermarsi dietro porta per l'attacco di Neves e Pozzato. C'è il fallo, dice l'arbitro, il signor Galoppi, di Ambrosio con il pattino, e dunque a 1:22, 2-0 il risultato per il rossoblù. Tutto da rigiocare, sfera lunghissima, si avventa però Burgai a fermare, subisce anche un contatto. Adesso Ambrosio, 1:10, dunque Forte Marmi che può portarla in avanti ancora per 30 secondi circa. Burgaia per Motaran, per Casas, per Motaran ancora Burgaia in possesso di sfera, Motaran. 19 secondi alla fine, la sfera è per Casas, dietro porta Casas, si ferma, attaccato da Neves, resiste, poi serve Burgaia, Pozzato su di lui, sfera al centro ma si era spostato Casas, dunque può ripartire per questa ultima azione il Sandrigo. 22 secondi alla fine del primo tempo, dunque Sandrigo può portarla fino in fondo, anche se ovviamente, visto il risultato, cercherà la conclusione. Poi la sfera è persa, la recupera il Forte dei Marmi, 6 secondi, 4, tentativo alla lunghissima distanza, poi c'è la spizzata ma la sfera finisce alta. La punizione in favore del Forte dei Marmi, la deviazione di un biancoceleste a 1 secondo e 9. Ovviamente ci sarà soltanto il tempo per toccarla, comunque un primo tempo che si chiude sul risultato almeno di 1-0, e infatti è così, scusate, di 2-0, infatti è così, la sfera viene fermata dal portiere. Prima di riprendere ci sarà l'ingaggio. Da regolamento deve fischiare l'arbitro, lo fischia in questo momento il signor Galoppi. 2-0, primo tempo con il Forte dei Marmi che ci ha provato in più occasioni, ha avuto anche per buoni tratti il pallino della gara, ma è un Sandrigo a mio avviso ben messo in pista da Vanze, non avevamo dubbi su questo, ma soprattutto pericolosissimo in contropiede. Giulio. Ma sì, infatti sono perfettamente d'accordo con te, anche perché è un risultato sicuramente favorevole al Forte dei Marmi, che consente anche alla formazione rossoblù appunto di poter giocare con una certa tranquillità, però non consente alla formazione rossoblù di scoprirsi troppo e di lasciare troppe occasioni a una formazione che, come quella ospite, che ha dimostrato di essere abbastanza insidiosa, perché indubbiamente Del Monte è stato il più impegnato, però 2 o 3 salvataggi all'agnata ci sono stati, ecco, insomma, ha preso 2 o 3 palline che non tutti i portieri della Una avrebbero preso. Ognata, è stato veramente bravo. Chiaramente ha lavorato meno, però insomma per una squadra come quella del Sandrigo che gioca fuori casa eccetera eccetera, per tutti i motivi che abbiamo detto, insomma il suo dovere finora l'ha fatto, e un gol sicuramente complicherebbe le cose, un gol segnato dal Sandrigo al Forte dei Marmi, quindi è chiaro che non può allentare la tensione e neanche la pressione nella squadra di Orlandi. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, l'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica. Si chiude il primo tempo sul risultato di 2-0, al 10° Casas, al 17° Motaran. Ci risentiamo per il secondo tempo fra pochi minuti. Al momento dal Palaocchi di Forte dei Marmi è tutto.
Bene, riprendiamo la linea qua dal palahockey di Forte dei Marmi mentre le squadre si stanno preparando in pista. Ricordo che si è conclusa la gara di Giovinazzo, dove la SGS Gestione Servizi Hockey Forte dei Marmi ha battuto il Giovinazzo per 6-1 grazie alla doppietta di Walter Sisti, di Davide Denite e poi ai gol di Matteo Ninci e di Morgan Antonioni. Per il Giovinazzo a segno Nicola Cannato. Dunque 6-1, continua la marcia in A2 della formazione del Forte dei Marmi. Intanto vediamo qua al palahockey il Forte dei Marmi in pista con Gnata fra i pali, Maremmani, poi abbiamo Xavi Rubio, Ambrosio e Casas, Cacau Pagliares, Pozzato che si mantiene in pista oramai da 30 minuti, insomma tutto il primo tempo e già questo primo minuto del secondo tempo. Pagliares, Cacau, Neves, manovra la formazione del Sandrigo, Giulio, che dovrà usare qualcosa in più adesso. Chiaramente più passa il tempo, è evidente, no? Anche se intanto c'è l'espulsione per Pozzato, vedi, è stato un pista tanto, ora ci ha pensato Ferrari a mandarlo negli spogliatoi, però invece mi pare che niente, Ferrari si consulta con Galoppi e nonostante che abbiano l'audio in cuffia, però sono andati a parlarsi reciprocamente e quindi l'espulsione viene annullata, niente rifatto. Ferrari molto molto bravo, si scusa con il giocatore, quindi niente espulsione per Pozzato, perché Galoppi ha mimato che praticamente solo fallo di squadra, ha mimato che non era un fallo, le ha soltanto diciamo fatto un'ostacolazione, ecco, diciamo così, da quello che mi è sembrato di vedere dalla mimica di Galoppi. Tanto Maremmani in possesso di sfera per Rubio, attaccato da Cacau, Rubio ancora in possesso di pallina per Ambrosio che ci prova, il giochino da dietro porta non riesce, dunque la mette dall'altra parte dove c'è ancora Rubio che può girare all'indietro per Maremmani, il più arretrato dei suoi, esce dalla zona buia, serve Casas in fascia sinistra, Casas ancora per Maremmani, Pozzato su Maremmani, resiste Maremmani, all'indietro per Rubio ancora, il tentativo di Rubio, la sfera lì, ci prova poi Ambrosio due volte, non gli riesce, bravo Dal Monte a chiudere la gabbia. 5 falli rossoblu a quota 3 il Sandrigo, formazioni che pensano a giocare ad hockey. Ancora Pagliares dietro porta, la sfera intercettata ma solo momentaneamente da Rubio. Poi Pozzato per Pagliares, si ferma, siamo al limite dell'antigioco, la sfera per Cacau, Pagliares abbondantemente nella propria metà pista, serve Pozzato, Neves, dribbling di Neves, poi il ritorno di Casas, importantissimo, Casas, Ambrosio, si libera Ambrosio, il tentativo di Ambrosio, poi la sfera si impenna, non arriva all'appuntamento Casas. Siamo dall'altra parte con Pozzato che aveva fatto la cosa molto intelligente, ha fintato il tiro, messo a sedere Gnata, poi Gnata ha avuto il guizzo per fermare il tiro, ma veramente una buona giocata di Pozzato, una buona risposta di Riccardo Gnata, portiere della nazionale azzurra, e dunque uno dei migliori in Europa. Ancora Neves in possesso di pallina, la sfera poi intercettata da Rubio che va alla conclusione, Dal Monte gli dice di no, la recupera Neves dopo Pagliares, la mette al centro e ancora il nostro Riccardo Gnata è impegnato, la sfera è lunghissima per Ambrosio, Rubio, Ambrosio ancora, dietro porta Ambrosio, cerca il piazzamento dei compagni, studia un attimo, serve per Casas, il tiro di Casas da fuori, dritto per dritto, fermato dal portiere. Rubio dunque che può rimpostare l'azione d'attacco per il rosso-blu, Maremmani con l'aiuto della sponda, Cacau su di lui,
resiste la carica, serve Ambrosio per Casas, ostacolato, non può andare alla conclusione, ma ancora il Forte dei Marmi in possesso di pallina, 23 secondi per andare alla conclusione. Tentativo di Maremmani, passa al lato, la sfera recuperata dal Sandrigo. Sono gli uomini di Vanzo a tornare avanti con Cacao, da questi a Neves. Neves tenta il dribbling, non gli riesce, la recupera Casas, per Rubio, per Casas, a tu per tu con il portiere, troppo vicino, a buon gioco dal Monte, poi Rubio porta via una sfera importante, Ambrosio in dribbling in area, c'è il fallo di Ambrosio, dice l'arbitro, la punizione in favore del Sandrigo. Giulio. Ma non mi sembrava fallo, però chiaramente il signor Ferrari era piazzato meglio di me, mi sembrava quasi che fosse lui stato trattenuto. Comunque non era questo quello che volevo dire. E il Forte Marmi ha sbagliato varie occasioni, poteva aver chiuso la partita, è vero che il Sandrigo ha avuto un paio di occasioni anche lui, però chiaramente il Forte Marmi aveva iniziato molto bene e con un po' più di precisione sotto porta forse staremo commentando un altro risultato. E quindi questo è uno di quei classici casi, no? 2-0 per la squadra più forte, a seconda di chi segnerà la prossima rete la partita potrebbe cambiare radicalmente, perché se segnerà il Forte dei Marmi è chiaro 3 gol di vantaggio cominciano a essere tanti, se invece riuscirà a segnare il Sandrigo, e non è detto che non lo faccia perché occasioni ne ha avute anche se meno anche lui, ecco qua un'altra, anche se il tiro era debole, di Neves, è chiaro che la partita si riaprirebbe completamente, quindi è un momento importantissimo della partita, vediamo chi riuscirà a sfruttarlo meglio. Intanto è Pagliares che si porta avanti sfera, poi si ferma per l'intervento difensivo proprio di Ambrosio, la sfera per Cacao, ancora Neves, Cacao, sfera al centro, però c'è Maremmani che fa buona guardia, legge tutto e riporta in avanti, la pallina per Rubio, finta il tiro, ancora per Maremmani, Rubio ancora, Rubio per Maremmani, fascia destra per lui, filtrante al centro, non riesce a passare, ma è comunque Ambrosio in possesso di pallina, la mette all'indietro per Rubio, il tiro di Rubio, deviazione di Casas che però è fuori dallo specchio della porta, ancora Neves, Diogo Neves, la mette al centro, grande fase difensiva di Rubio, porta via sfera, va alla conclusione, deviato abbondantemente con il corpo da un avversario, ancora comunque il Forte dei Marmi in possesso di pallina con Maremmani al centro, non arriva l'appuntamento, Casas, attenzione Cacao se ne va, 2 contro 1 Cacao e Neves per Pozzato, per Cacao, grande Riccardo! Henry Chignata che ferma tutto e siamo dall'altra parte, piazzatissimo di Ambrosio che passa al lato di un soffio, occasioni da una parte e dall'altra in 2 secondi, occasionissima prima per il Sandrigo poi per il Forte dei Marmi, gara più che mai viva, ancora Rubio in possesso di sfera, Maremmani, ancora per Rubio, avanza Rubio, poi la mette all'indietro per Casas, va alla conclusione Casas, la ferma il portiere, ma è ancora Rubio per i suoi, dunque ancora 45 secondi nella disponibilità dell'attacco rossoblù. Intanto pronto un cambio per la formazione allenata da Vanzo, Marti Casas per Maremmani, Maremmani, Rubio, si allarga Rubio, Neves su di lui, i due hanno giocato assieme se non vado errato a Trissino, ancora il tentativo di filtrante per Maremmani ma la sfera sporcata da un avversario. Beh, la mole di gioco creata di occasioni del rosso-blu è veramente infinita, ma c'è stata poca precisione. Intanto il controllo con il pattino da parte di Pozzato, la punizione in favore del Forte dei Marmi, 16:58 alla fine della gara, 2-0 il risultato, il gol di Casas nel primo tempo al 10° minuto, al 17° sempre del primo tempo il raddoppio di Motaran, intanto fa il suo ingresso in pista con il numero 6 se non vado errato Poletto, dunque turno di riposo per Cacao,
Vediamo che sinceramente non ho capito cosa sta aspettando Galoppi. È tutto pronto per la battuta. 16:58 alla fine della gara. Forte dei Marmi con Rubio. Il tentativo di deviazione di Ambrosio, erano a scadenza dei 45 secondi, niente da fare. Attenzione, Vasquez finisce a terra però Maremmani, poi con il pattino Poletto, la punizione in favore del rossoblu già battuta. Ambrosio punta l'avversario, c'è da ritroso per Casas, da questi a Rubio, ancora Rubio per Casas, Maremmani, Rubio e ancora lui in fascia destra. La conclusione, non c'è deviazione, sfera che viene riconquistata dal Sandrigo. Pozzato chiude tutto Riccardo Gnata e rilancia l'azione per Maremmani, ma ancora Giulio una buona azione del Sandrigo sul rovesciamento di fronte. Sì, insomma il Sandrigo, pur creando meno, comunque tiene un po' in apprensione la difesa del Forte dei Marmi, quindi poi insomma sappiamo che l'hockey è uno sport in cui basta un episodio per cambiare l'inerzia di una partita, e quindi è evidente che il Forte dei Marmi dovrebbe cercare di allargare il vantaggio. Vediamo una conclusione di Casas, ha fatto veramente tanti tiri stasera al Forte dei Marmi, un po' per la bravura della difesa e del portiere ospite, un po' anche per l'imprecisione. Intanto c'è un palo nettissimo, questo di Diogo Neves, sul quale mi pareva che Gnata non fosse propriamente pronto, perché era violentissima la conclusione, e quindi con un campanello d'allarme ulteriore per il Forte dei Marmi. Occasionissima per il Sandrigo, la sfera adesso, attenzione, al centro c'è Casas, ma era una sfera troppo lunga per tentare la deviazione. Ambrosio, si ha un po' come la sensazione che siamo nel momento topico della gara, dove un gol può fare la differenza, e alla gran mole di gioco e di occasione del rossoblu risponde un Sandrigo che pochi secondi fa ha colpito un palo pesantissimo. Adesso bravo Pozzato a fermare. C'è intanto il time out chiesto da Alberto Orlandi, che probabilmente non è proprio del tutto soddisfatto dell'andamento della gara. Ancora Vasquez in possesso di pallina per i suoi, per Neves, per Vasquez ancora. Tanto Pagliares pronto al cancello per l'ingresso. La sfera è per Vasquez. Pozzato cerca di farsi vedere Poletto, ancora Pozzato dietro porta per Neves, per Vasquez, tenta il dribbling in area, la sfera però c'è il fallo di squadra numero 4 a favore a carico, scusate, del Sandrigo. A quota 6 il Forte dei Marmi, girandola di cambi per la formazione rossoblu, che vediamo ora in pista e vedremo poi alla ripartenza del gioco. Giulio, diventa sempre più veloce il Sandrigo, sempre più spavaldo, giustamente ovviamente. E certo, anche perché è chiaro che passa il tempo, il risultato non cambia in un senso ma neanche nell'altro, e quindi è evidente che la squadra di Vanzo, che insomma poi come allenatore è molto bravo a mettere le formazioni in pista e anche a cambiarne l'assetto durante la gara stessa, è chiaro che insomma comincia a pensare, aprirebbe molto di più di quanto non lo siano ora, quindi è una partita ancora molto incerta, perché comunque il Forte dei Marmi, ripeto, non ha avuto per molti versi la capacità di chiudere, soprattutto nei primi minuti del secondo tempo. Era partito veramente come un po' la caratteristica della squadra di Orlandi, no? Molto forte, però del resto, se ci ricordiamo la partita dell'andata, insomma più o meno fu abbastanza sofferta anche quella, al di là del 3-1 finale, ma insomma non fu un risultato in grande scioltezza, e evidentemente il merito, oltre che sicuramente in parte diciamo il demerito della squadra più forte, che non ha fatto fruttare quella propria superiorità, però il merito è indubbiamente della squadra che quella più forte l'ha messa in difficoltà, e quindi del Sandrigo. Senza ombra di dubbio. Intanto si riprende a giocare Rubio, Motaran, Giovannetti e Burgaia in pista. Pagliares, Vasquez, Poletto e Pozzato
Dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Siamo al vertice basso alla destra di Dalmonte. Battuta in questo momento, la sfera dietro porta per Rubio. Rubio deve trovare un compagno su cui scaricare, viene circondato da maglie bianco-celesti, dunque alla meglio il Sandrigo, che adesso con Pagliares cerca di uscire dalla zona buia, poi la spara in una qualche maniera in avanti, la recupera Vasquez, la gira per Pagliares, poi c'è l'intervento di Pagliares su Mutaran che l'aveva anticipato, la punizione in favore del Forte dei Marmi, vale il quinto fallo se non vado errato, e intanto è Burgaia che si libera bene in aria ma poi la mette al lato. Ancora un'occasionissima, dicevamo quinto fallo per il Sandrigo, a quota 6 il Forte dei Marmi, 13:09, 2-0 risultato, ma Sandrigo più che mai in campo. Ancora Giovannetti, cerca di piazzarla, Sera che rimane lì, poi viene sparata sui pattini di Burgaia e la punizione è ovviamente per il Sandrigo. Con Vasquez cerca di andarsene, va a controllarlo Burgaia, la sfera per Poletto da questi a Pagliares, tentativo di dribbling di Pagliares e poi arriva Vasquez che ha una buona intuizione ma il tiro poi è debole e centrale, non ha difficoltà Riccardo Ognata. Dunque il Forte dei Marmi che torna in avanti quando mancano 12:23, il missile di Motaran questa volta non ha fortuna, passa al lato, poi finisce a terra Poletto, l'arbitro assegna il settimo fallo a carico del Forte dei Marmi e io credo che a 12:28 alla fine con 2 gol di vantaggio dobbiamo fare attenzione anche a quei numeri. Tanto Vasquez anticipato proprio da Motaran che rinviene su di lui, la cede a Rubio, si allarga Rubio, va alla conclusione, la sfera è fermata ma è ancora Burgaia. Rubio per Burgaia, cerca Burgaia un compagno, lo trova nello stesso Rubio, Burgaia ancora dietro porta, aspetta il piazzamento ma è ancora Rubio ad andare a prendere di sfera, poi la cede a Giovannetti, si gioca sempre in avanti, adesso la sfera a ritroso per Motaran che fa partire un tiro che però viene intercettato, poi ci prova Motaran dalla lunghissima distanza ma sfumano i 5 secondi, dunque la punizione in favore del Sandrigo. Intanto fuori Pozzato, rientra Diogo Neves, 11:43. Ancora la distanza chiesta dal signor Ferrari, Pagliares in possesso di sfera, Diogo Neves viene in avanti, fermato, e Vasquez in possesso di pallina adesso sull'altezza della tre quarti, Vasquez che la mette al centro per Poletto che però non aggancia, la pallina recuperata da Xavi Rubio, Rubio ancora, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, smista con Giovannetti, tocco di Burgaia, poi ancora Rubio, attaccato da Pagliares, dietro porta Rubio, raddoppio su di lui sistematico quando il Forte dei Marmi si rifugia all'angolo, adesso grazie anche a un rimpallo sul pattino alla meglio il Sandrigo. Diogo Neves in possesso di pallina, al centro per Pagliares, il tiro nel traffico, sfera che si ferma dietro porta, arriva un provvidenziale Burgaia, rilancia la sfera per Giovannetti, Giovannetti per Burgaia, cerca la penetrazione, non gli riesce, ancora Giovannetti e Burgaia che fraseggiano, Burgaia poi cerca il filtrante, c'è il pattino, il fallo di squadra in favore a carico del Sandrigo, la punizione, 7 falli rossoblù a quota 6 il Sandrigo, 10:36, 2-0 risultato. Giulio. È una fase un po' più confusa rispetto a quella precedente in cui il Forte dei Marmi aveva fatto vedere le cose migliori, ma anche il Tristano aveva avuto occasioni. Qui invece diciamo che c'è stato un po' più di
imprecisioni da una parte e dall'altra. Tanto finisce a terra Pagliares, vediamo se il Forte Marmi riesce a partire. Potrebbe essere il momento buono per un giocatore come Burgaia, che più di una volta in situazioni di questo genere si è inventato un gol, perché se c'è un giocatore di fra quelli in pista ora che se lo può inventare in qualche maniera è proprio un giocoliere come lui. Vediamo se potrà essere lui quello a dare la svolta alla partita o se il Sandrigo continuerà a restare in partita e a restare più o meno attaccato, diciamo, al Forte dei Marmi. Tanto è Neves che manovra, fa tutto da solo, poi va al tentativo di spizzata per Poletto che non riesce. Vasquez all'indietro, Pagliares, 9:43 alla fine, 2-0 risultato in favore del rossoblu. Attenzione, bravo il nostro Lorenzo a portare via sfera a Neves. Motaran controllato, la sfera all'indietro per Rubio, da questi a Burgaia che si ferma, la dà all'indietro per Xavi Rubio, ancora Motaran, Burgaia, Rubio, Motaran, cerchio di centropista, fascia destra, Rubio, dall'altra parte c'è Burgaia, scende Burgaia, si accentra, poi Vasquez superato da Rubio, ma si chiude la difesa. Siamo a 2 secondi, il tentativo di Motaran che poi finisce a terra e viene assegnato il fallo di squadra numero 7, dunque 2-0 risultato, ma 7 falli per parte. Quando viene chiesto il time out dal signor Vanzo, che richiama all'ordine i suoi, vediamo quello che sarà la situazione. Intanto dentro Pozzato, se non vado errato, e poi dovrebbe essere anche Cacao, fuori Vasquez, fuori anche Poletto, dunque forse è il meglio che Vanzo può mettere in pista, Giulio. Eh sì, adesso ci avviamo verso la fine e quindi è chiaro che cercano il massimo sforzo. È rientrato anche Ambrosio nel Forte dei Marmi. È chiaro che poi insomma già varie volte si vede, no, che nei minuti centrali, e non a caso c'è stato un calo della velocità sia da una parte che dall'altra. Alcuni giocatori erano fuori, è un po' un classico degli allenatori che poi li rimettono in fondo per chi è in vantaggio gestirla al meglio e chi è in svantaggio cercare di recuperare, quindi è un po' una... infatti il Forte dei Marmi adesso è in pista con Rubio, Burgaia, Ambrosio e Motaran, e appunto il Trissino ha rimesso dentro praticamente i giocatori di maggiore esperienza. C'è anche Pagliares infatti, e Pozzato che ha giocato praticamente, come giustamente sottolineavi, quasi tutta la partita. È entrato, se non vado errato, al momento dell'espulsione del Monte, quindi dopo neanche un minuto, e ha giocato quasi sempre. Sì, giocatore importante nell'economia del Sandrigo. Pozzato, autore di 12 reti. Ancora Motaran, dunque Motaran, Burgaia, Rubio, anche lui ha giocato tantissimo, e Ambrosio. Rubio per Motaran, e dopo la fulminata del primo tempo viene guardato a vista appena supera il cerchio di centropista. Sfera all'indietro, Burgaia, passaggio di Burgaia, tentativo sotto gamba di Ambrosio, no look, ma fa buona guardia al portiere Dal Monte. 8:14, Motaran si allarga in area, al tiro con il guantone, Dal Monte la sfiora quel tanto che basta. Attenzione, siamo dall'altra parte con Cacao all'indietro, Pozzato cerca il filtrante, la sfera intercettata, poi scivola Ambrosio e regala praticamente sfera a Diogo Neves che accorcia il risultato. Dunque la rete del Sandrigo quando mancano 7:53 è di Diogo Neves con un tiro da fuori. Sfortunato in questa occasione il Forte dei Marmi, aveva riconquistato sfera, poi è scivolato Ambrosio, l'ha lasciata lì per Neves che ha insaccato. Neves peraltro aveva già colpito un palo importante e adesso il Forte dei Marmi deve giocarsela con grandissima intelligenza. Sì, si dicevano degli episodi, più episodio di questo. Il Forte dei Marmi aveva già recuperato la pallina e Ambrosio è scivolato e finita a terra, dal che la pallina, come avete visto, è arrivata a Neves, che è stato molto bravo a centrare
il bersaglio, e adesso la partita è tutta da giocare, perché 7 minuti nell'hockey su pista, un gol di vantaggio non conta veramente niente, e quindi attenzione, perché il Forte dei Marmi rischia veramente poi di trovarsi in difficoltà, e ovviamente in difficoltà non tanto poi in questa partita quanto poi a livello di classifica, se dovesse esserci un epilogo diverso. Senza ombra di dubbio. Intanto c'è il time out chiesto da Alberto Orlandi, che porterà i correttivi. 7 minuti alla fine. Vediamo il gol di Neves arrivato al 17esimo del secondo tempo. Nel primo tempo i gol di Casas e Motaran. Casas che fa il suo ingresso in pista. Vediamo poi chi sarà a lasciargli posto. Immagino Burgaia, visto che è tantissimo che sta giocando nel corso del secondo tempo. Certo è che il gol era nell'aria da una parte e dall'altra, ci hanno provato ripetutamente da tutte e due le parti. In un paio di occasioni il Forte dei Marmi è andato vicinissimo, ma ha trovato un po' di imprecisione, una buona difesa e un ottimo Dalmonte. Dunque 2-1 quando mancano 7 minuti importantissimi da una parte e dall'altra. È Motaran a prendere il turno di riposo e non Burgaia, come da me pronosticato. Dunque il Forte dei Marmi carica in avanti. Tanto ci prova Casas, viene messo giù, ma l'arbitro dice che non c'è niente di irregolare. Siamo dall'altra parte con la fiammata di Pozzato che passa al lato, finisce fuori dal rettangolo di gioco. La punizione in favore del Forte dei Marmi. Adesso è Pozzato che va e Cacau a pressing altissimo. Vicino a loro c'è anche Diogo Neves. Martí Casas, fascia destra, si ferma, appoggia per Burgaia, da questi a Casas, per Xavi Rubio, Burgaia, Casas, Burgaia ancora, si allarga Burgaia, serve Casas, il diagonale di Casas passa fuori dallo specchio della porta. Ancora Rubio per Casas, ci prova, Dalmonte fa buona guardia, attenzione a Neves, da questi a Cacau, dall'altra parte Pozzata all'indietro per Pagliares, cerchio di centropista, il tiro, la deviazione, poi la sfera che rimbalza, la ferma con il corpo Cacau, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Battuta in questo momento Burgaia, 5,55, Burgaia attaccato alla balaustra, non c'è fallo dice l'arbitro, dunque può ripartire il Sandrigo, allargato troppo la sfera, è Casas che va a lottarsela con Diogo Neves, la sfera all'indietro, Pagliares, Pozzato, il tiro di prima intenzione di Pozzato, trova preparatissimo Riccardo Gnata. Ancora per Diogo Neves, 5,25 alla fine della gara, 2-1 il risultato. Attenzione, la sfera al centro, ci prova Cacau, ma è troppo addosso al portiere Riccardo Gnata che non ha difficoltà a fermare. Ambrosio per Rubio, Casas per Burgaia, ancora all'indietro per Rubio, attaccato fra due avversari, resiste Rubio. Il filtrante di Rubio per Ambrosio è 5 cm troppo lungo. Ancora il tentativo di Burgaia, poi la sfera sulla stecca di Casas, controllato da Pozzato. Ambrosio poi ci prova ancora Burgaia, niente da fare, fa buona guardia Dalmonte. 4,37, 2-1 il risultato. Ancora Cacau per Pagliares che sbaglia tutto, la sfera recuperata da Ambrosio. 4,22 per Ambrosio ancora, Xavi Rubio, Rubio per Ambrosio, da questi a Burgaia, dietro porta, difesa ancora asfissiante della formazione, poi il pattino netto di Diogo Neves fa cenno Rubio, non è di questo avviso l'arbitro che non assegna nulla.
giustamente a mio avviso. Ancora la sfera per il rosso-blu, 3 primi e 39. Sfera all'indietro, Xavi Rubio, Martí Casas per Bulgaia, ancora Rubio, Bulgaia esce dalla zona buia, serve Casas, la mette al centro Casas ma intercetta tutto il portiere. Attenzione, siamo dall'altra parte con Cacau per Pozzato, selva di stecche, poi arriva Ambrosio in una fase difensiva straordinaria a portare via pallina in maniera pulita. Ci prova adesso, Dal Monte si accartoccia sulla sfera prima che entri dentro. Il tentativo di Ambrosio su tiro da fuori, aveva cercato la spizzata Casas. Vai, bravo Dal Monte a chiudersi sulla sfera. Si riprende dunque con l'ingaggio a 3 minuti dalla fine, con Vasquez che ha la meglio, il fallo su di lui, la punizione ci ha battuta, la sfera recuperata dal rosso-blu, è Casas per Bulgaia, dall'altra parte ancora Rubio, 2:44, un gol di vantaggio per il Forte dei Marmi. Bulgaia si ferma, all'indietro c'è Ambrosio che recupera la sfera per Rubio, per Ambrosio ancora, 2:28 alla fine. Rubio ci prova, tentativo di deviazione di Ambrosio quando mancano 5 secondi alla fine del tempo per andare alla conclusione, niente da fare. La sfera recuperata da Neves per i suoi. Thiago Neves, Cacau, ancora Vasquez, sfera in profondità per Pozzato al centro, buona difesa ancora di Ambrosio, scappa Bulgaia, Ambrosio, il tiro, poi è ancora Dal Monte su Casas. Grande Dal Monte a Forte dei Marmi, i portieri li facciamo diventare tutti campioni, non che Dal Monte non lo sia, ma veramente il Forte dei Marmi ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. In questa occasione 2 conclusioni in un secondo, 1:30 alla fine. Sfera per Ambrosio ancora, da questi a Casas, scusate, a Rubio, Ambrosio, fascia destra per lui. Siamo ai limiti dei 45 secondi. Ci prova Ambrosio, la sfera però è recuperata da Cacau per i suoi. 1 minuto alla fine, la sfera la prende Bulgaia, la porta in avanti Casas, si ferma, la gira dall'altra parte per Bulgaia, all'angolo Bulgaia, il fallo è del Sandrigo, poi alle proteste non ho capito il cartellino per chi era, mi sembrava di aver visto un cartellino blu, forse Dal Monte, Giulio. Penso di sì, penso che sia Dal Monte perché è passato vicino all'arbitro e il signor Galoppi ha estratto il cartellino blu, evidentemente gli ha detto qualcosa passando e lui ha sentito. Vediamo un po', sì, mi pare che sia Dal Monte che scuote la testa, quindi la seconda espulsione per Dal Monte, l'unico espulso per 2 volte, quindi Gasparotto rientra in pista. Credo che però sia stata fatta a gioco fermo, quindi non ci dovrebbe essere inferiorità numerica, almeno. Entra Gasparotto in pista che perlomeno deve cercare di parare un tiro piazzato come nel primo tempo, praticamente non ha freddo di più. Vediamo un po'. Sì, esce un giocatore comunque, vabbè, quello è evidente. No, ho detto una stupidaggine ovviamente, perché se c'è un'espulsione temporanea ci deve essere per forza. Non c'è il tiro diretto, era quello, ho detto una cosa. Intanto si arrabbia addirittura Dal Monte che si alza dalla panca Puniti e rischia grosso veramente, perché a questo punto rischia anche il rosso. Io l'ho visti dare anche per molto meno, anche per esempio la squadra di A2 del Forte dei Marmi. E continua Dal Monte e stranamente molto paziente il signor Galoppi, che lo ha buttato fuori per qualcosa che ha detto, però forse è stato più grave la reazione successiva. Vabbè, comunque insomma sì. Dal Monte, cioè Galoppi ha fatto finta di non sentirlo perché era impossibile
non vedere la scena e non sentirlo, ma anche giustamente vorrei dire, insomma, no, probabilmente ha capito il pathos del momento, alla stupidata, diciamo così, se poi c'è stata, ma sicuramente sì, perché insomma si è alzato il portiere, è andato vicino all'arbitro, sicuramente ha detto qualcosa che non doveva dire. Ora noi da quassù non siamo in grado di giudicarlo, ma non ha avuto dubbi Galoppi, ha estratto il cartellino e l'ha cacciato, perciò qualche parola di troppo è stata detta. Certo che a 48 secondi dalla fine l'inferiorità numerica e la sfera in possesso del Forte dei Marmi, che potrebbe praticamente regalare 3 soli secondi al Sandrigo, possono veramente costare quello che poteva essere l'ultimo assalto veneto al pareggio. Forte dei Marmi adesso giocherà ai 4 cantoni, può arrivare fino a 3 secondi dalla fine della gara. La sfera all'indietro per Burgaia che si ferma, Ambrosio, Burgaia dall'altra parte, e questo sarà il giochino, immagino, fino a che non ci sarà il fischio della sirena. Ancora Burgaia, eccoci qua, 13 secondi, 12 secondi, sono soltanto 7 secondi, 2 secondi, e ancora fischia adesso l'arbitro. 1 secondo e 9 decimi per il Sandrigo, può sperare in un tiro, ovviamente difesa e barriera, ci prova e finisce qui la partita. Poi sul tiro di Neves della disperazione colpisce in maniera fortuita Casas. Allora, che dire, 2-1 vince il Forte dei Marmi. Diciamo che il risultato è portato a casa, forse non con la dovuta convinzione come ci aspettavamo noi, ma credo tutto lo staff rossoblù. Gol di Casas al 10° minuto del primo tempo, gol di Motarà il raddoppio al 17° e al 17° del secondo tempo accorcia Diogo Neves. 2 cartellini blu, tutte e 2 per Dal Monte, il primo a 23 secondi dall'inizio, il secondo a 47 secondi dalla fine. Dunque, come si apre si chiude, il Forte dei Marmi comunque mantiene la testa della classifica e si appresta a giocare la finalissima in quel di Correggio domenica prossima. Sì, diciamo che è un finale un po', insomma, non proprio da capolista quello del Forte dei Marmi, non tanto per l'episodio di Dal Monte eccetera, tanto le squadre sono sempre in pista per i saluti, perché in effetti la formazione di casa ha creato molto di più del Sandrigo, però poi nel secondo tempo, dopo un ottimo inizio in cui ha creato appunto varie occasioni per cercare di allungare, si è un po' persa per strada, merito chiaramente anche del Sandrigo, però non solo non è riuscita a segnare quella terza rete che gli avrebbe un po' consentito di chiudere i conti, ma neanche subita una che chiaramente partendo dal 2-0 ha riaperto invece i conti. Il Sandrigo ci ha provato, il Forte dei Marmi ha tenuto, e diciamo che la cosa migliore sono sicuramente i 3 punti che permettono alla formazione di Orlandi di restare, come detto giustamente, in testa alla classifica, sempre per il famoso scontro diretto con il Lodi, e giocarsi quest'ultima partita a Correggio ancora da capolista per cercare di mantenerla anche negli ultimi 50 minuti. Ripeto, un secondo tempo un po' contraddittorio, con un Forte dei Marmi che ha cominciato molto bene e ha finito forse un po' condizionato da questa rete del Sandrigo che gli ha fatto sentire il fiato sul collo, quindi merito al Sandrigo che non raccoglie nulla, però disputa un'altra prova positiva. Grazie, buonasera. Bene, grazie all'amico Giulio Arnolieri, lo lascio al suo pezzo per la redazione sportiva della Nazione della Versilia, e ovviamente il mio grazie va anche all'amico Giuseppe Nardini per le riprese delle parti tecniche. Niente di nuovo, almeno nella parte altissima della classifica, con Lodi che passeggia per 12-4 sul Breganze e il Trissino che dopo un primo tempo un po' più tirato riesce a imporsi per 7-4. La gara si sta ancora giocando, ma oramai dovremmo essere agli sgoccioli, un 7-4 in favore del Trissino sulla pista del Montebello. Dunque niente di fatto per nessuno, non si muove nulla, è tutto rimandato agli ultimi 50 minuti. 50 minuti che per il Forte dei Marmi vogliono dire Correggio Forte dei Marmi, domenica prossima in quel di Terra Emiliana, e sarà
lo scontro che deciderà quella che sarà la posizione in classifica delle prime tre, tutte e tre ovviamente Forte dei Marmi, Lodi e Trissino ancora con la possibilità di raggiungere la testa della classifica. Il mio grazie a quanti hanno avuto la voglia e la pazienza di ascoltarci, a risentirci alla prossima.